Ci tengo ad esprimere tutta la mia vicinanza, la mia solidarietà alla popolazione marchigiana per il drammatico evento che li ha toccati, questo nubifragio terribile. Abbiamo visto delle immagini davvero scioccanti, purtroppo ci sono state delle vittime con un conto assolutamente pesante. Io voglio anche essere vicina alle famiglie, soprattutto ringraziare la protezione civile, i vigili del fuoco, tutti coloro che stanno intervenendo in questo momento in maniera tempestiva e con tutte le loro forze per appunto essere vicina alle persone che si trovano in difficoltà, al territorio stesso che è fortemente compromesso in una situazione drammatica. Giusto anche far presente che la nostra Regione Veneto subito si è attivata dando la disponibilità ad essere presente anche sul posto, e su questo va sicuramente ringraziata la nostra Regione. E sicuramente questi episodi, questi eventi drammatici, eventi atmosferici pesanti hanno delle conseguenze immediate che nell'emergenza vanno risolte, e soprattutto ci fa riflettere su come dobbiamo essere anche preparati per intervenire successivamente per la messa in sicurezza dei territori e per la loro ripristino dopo questi eventi pesanti. Tutta la mia vicinanza davvero di cuore, perché davvero questa notizia è una notizia oggi, in questo momento, molto pesante, e penso che tutti ci sentiamo di dover essere vicini.